In via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, da diversi giorni sono in corso lavori per conto di AICA. Che i lavori si debbano fare non ci sono dubbi, ma non ci sono dubbi nemmeno che si debba avere rispetto dei luoghi, evitando al massimo di creare disagi ai residenti. Nel nostro caso non è così, perché mentre i lavori vanno avanti, l'impresa ha occupato quasi l'intero slargo di via Alessio Di Giovanni, lasciando una montagna di materiale proveniente dagli scavi. La conseguenza è vedere la strada ridotta ad una transiera a causa della pioggia, che rischia anche di trascinare il materiale, arrecando ulteriori danni. A rischio anche il murales che si affaccia sulla piazzetta, per non parlare dei problemi per le famiglie che utilizzano il parco giochi. I problemi, insomma, continuano. Qualche settimana fa uno scavatore ha tranciato un cavo dell'Enel, lasciando al buio le palazzine circostanti. Per fortuna non ci sono state conseguenze per gli operai, ma sarebbe bene una attenta vigilanza da parte di AICA. L'augurio per i residenti in via Alessio Di Giovanni è che al termine dei lavori si provveda, tra l'altro, alla pulizia della strada.